Oggi abbiamo firmato questo accordo fra la banca, un'associazione di categoria come la Confartigianato, la Banca Popolare Friuli e il Consorzio di Garanzia che è la Cofidi Veneziano, con l'auspicio che possa dare prospettive per tutte le imprese del territorio e non solo del territorio. Sicuramente le difficoltà per ottenere credito ci sono anche difficoltà molto più pressanti, che sono quelle del lavoro proprio vero e proprio, sta scarseggiando, cominciano a diminuire in maniera quotidiana, continuamente gli utili delle aziende, riescono a produrre sempre meno utili, quindi hanno sempre più difficoltà ad investire. Oltre a questo c'è il problema anche della discussione dei crediti, anche delle amministrazioni pubbliche, e questo devo dire che è un po' vergognoso. Questi patti di stabilità che bloccano i pagamenti e continuano a bloccarli mettono sempre più in difficoltà le aziende invece di agevolarle. Anche gli appalti pubblici che vengono giudicati con sconti a volte inspiegabili mettono in difficoltà le aziende, ripeto, invece di permettere a loro di produrre utili e fatturati. Questo accordo riguarda vari aspetti dell'impresa, cioè tocca varie partite di spesa delle imprese, che possono essere il finanziamento per beni strumentali, il finanziamento anche per liquidità, come anche per le energie alternative. È chiaro che per ottenere questi finanziamenti il passaggio è obbligato, cioè bisogna in questo caso avere anche la cogaranzia di Cofidi e quindi predisporre tutta la pratica attraverso le associazioni di categoria per ottenere questa cogaranzia e quindi dopo il finanziamento finale in denaro dalla Banca Popolare Friuli. I dati che sono emersi oggi sono che solo il mandamento di San Donato e Portuguaro sviluppano circa il 33% dell'erogato, anzi del garantito da parte di Cofidi. Quindi le nostre associazioni questo compito lo stanno svolgendo molto bene, è in aumento, nonostante ci sia questo fortissimo periodo di crisi che speriamo si cominci diciamo così, a invertire la tendenza.